arrivato il grande giorno, oggi è il 14 agosto e finalmente torniamo a respirare quell'aria che il 14 agosto ci è sempre stata molto cara. Lo scorso anno non lo avevamo potuto fare per via della pandemia, anche quest'anno diciamo che la pandemia ci limita per quello che è la regolare discesa, quella a cui siamo stati abituati per secoli a seguire. Però cosa accade? Che quest'anno con questa apertura della piazza, così come potete vedere, diciamo che almeno riusciamo a far sentire i suoni, far sentire il rullo dei tamburi, la banda che suona, insomma riportiamo a casa dei sassaresi quello che è la nostra grande festa, la festa della nostra città. E noi siamo ben lieti di stare insieme a voi in questa diretta televisiva che abbiamo voluto offrire a voi sassaresi, come da sempre facciamo nella nostra emittente TeleG, ma la potete vedere anche non solo sul canale 15 del digitale terrestre, potrete vederla anche sul nostro sito www.teleg.tv, potete vederla sulla nostra pagina Facebook, potete vederla sul nostro sito Island TV, www.islandsardinia.it, potete vederla sulla nostra pagina di YouTube, potete vederla su Sardinian Life, insomma alla fine noi ci siamo. E guardate quanto è bella questa piazza, guardate quanto è bello poter tornare alle origini, poter tornare a respirare l'aria dei nostri candelieri, fermo restando che l'obiettivo principale e fondamentale di questa giornata è sempre lo stesso: lo scioglimento del voto verso la Madonna dell'Assunta, che ha sempre protetto la nostra città e che speriamo lo faccia anche in questa circostanza, perché attenzione, noi il prossimo anno vogliamo nuovamente essere qua, ma ci vogliamo essere dopo che i candelieri hanno fatto la loro discesa tradizionale, cioè partendo da quello che è la sua collocazione primaria, cioè Piazza Castello, attraversare tutto Corso Vittorio Emanuele, Corso Vico, fino ad arrivare a questa splendida piazza. Quindi state con noi, perché oggi vi mostreremo non solo quello che siete sempre stati abituati a vedere fuori, magari vedendoli per strada, ma qua dentro la chiesa di Santa Maria potrete anche assistere a quello che è forse l'evento più importante, quello è il fulcro di tutta la manifestazione, e cioè quello che è lo scioglimento del voto nei confronti della Vergine Assunta. Quindi state con noi, perché stasera sarà davvero per Sassari, e non solo per Sassari, una gran bella serata. State con noi. Amici di TeleG, è arrivato il grande momento, siamo qua, siamo in questa splendida piazza dove hanno già preso posto i ceri che tra poco entreranno di volta in volta all'interno della chiesa di Santa Maria per sciogliere il voto. Ebbene sì, oggi è il 14 di agosto, guardate questa splendida piazza, guardate come ci appare con tutti i gremianti, tutti gli addetti ai lavori all'interno della piazza, è un gruppetto di persone sistemate al di là delle transenne, ma possiamo dire tranquillamente che finora va tutto bene ed è tutto in regola. Come potete ben vedere, anche la fontana di Santa Maria è stata per l'occasione allestita e finalmente è in funzione.
Quindi niente, noi adesso attendiamo che arrivi l'ultimo dei candelieri, che poi sarà il primo ad entrare all'interno della chiesa di Santa Maria. Manca ancora il candeliere dei Massai, perché come ben sappiamo e come è tradizione da tutti gli anni, quello che succede è esattamente questo, cioè l'ultimo candeliere che arriva è il primo ad entrare e così in sequenza tutti gli altri, sempre in ordine inverso a quello che è l'entrata qui nella piazza di Santa Maria. Che dire, è ovvio che rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo passo avanti, proprio un grandissimo passo avanti. Perché? Perché finalmente almeno i suoni, i colori, gli abbracci tra i gremianti, quest'anno li abbiamo potuti davvero vivere e li possiamo vivere. Certo, manca una delle cose più belle, quella che noi chiamiamo la Varadda, anche se poi quest'anno di Varadda appunto non se ne può parlare. Ora ci spostiamo, se il cameraman mi segue, ci spostiamo perché a breve entrerà qui nella piazza anche l'ultimo dei candelieri, appunto, che sarà il primo ad entrare, quello dei Massai. Vediamo il sindaco che è già arrivato. Purtroppo quest'anno il sindaco lo vediamo infortunato, ma ciò non gli ha assolutamente precluso la possibilità di partecipare a questa giornata. Ripeto, un anno un po' particolare, sicuramente migliore di quello che è stato lo scorso anno, e invece quest'anno siamo tranquillamente qua a festeggiare questa santa ricorrenza. Eccolo qua. Ciao Giuseppe. No, Angelo, scusami. Esatto. Angelo, allora, questa piazza oggi ci ospita. Ci ospita come ogni anno. Sì. Beh, certamente. E questa è la casa dei candelieri. E siamo tutti contenti. E direi di sì, almeno qualcosa in più quest'anno c'è. Ora noi entriamo dentro la chiesa. A 100 anni. A tutti. A tutti. E a Virezzesani a un altro anno. Ciao, ciao. Grazie. Vediamo, iniziano le danze, qua si inizia a ballare probabilmente. Eccolo qua, l'altro candeliere, quello dei Sarti, è stato posato a terra. Che bello però sentire i colori, i suoni, vedere i colori, sentire i suoni. Ci sono mancati tantissimo, ci sono proprio mancati tantissimo. Vediamo il sindaco. Buongiorno signor sindaco. Qua non sono ancora in forma ufficiale. Vabbè, però insomma diciamo che è qua. In forma ufficiale c'è il vice sindaco in questo momento. In questo momento sì. Lei come sta innanzitutto? Diciamo che ho conosciuto tempi più tranquilli, con tutti e due i piedi sani, ma comunque dai. Diciamo dai. Rispetto a quello che hanno vissuto molti nostri concittadini, questo è davvero niente, proprio niente. Cosa mi dice di questa piazza così organizzata? Ma devo dire che devo ringraziare soprattutto i gremi, il lavoro dell'intergremio, devo ringraziare l'intermediazione che ha fatto il nostro arcivescovo, il padre guardiano, insomma c'è stata davvero un insieme di fattori che hanno contribuito a rendere bella, ma allo stesso tempo pulita ed esemplare, questa manifestazione che per noi è la Festa Manna, anche se non abbiamo avuto il tripudio di popolo, è comunque la Festa Manna, è comunque lo scioglimento di un voto secolare che ci rende tra i pochissimi in Italia a poter vantare una tradizione così bella e così importante, e quindi possiamo solo confidare davvero che quella maturità che abbiamo dimostrato anche quest'anno ci porti l'anno prossimo a poter festeggiare tutti e 100.000. Guardi, se le può essere d'aiuto le dico che proprio stamattina ho assistito alla vestizione dei candelieri, ho fatto il giro di tutti i candelieri e la cosa che davvero ho potuto realmente apprezzare è stata davvero lo spirito dei sassaresi, che ha rispettato rigorosamente
quelle condizioni che gli erano state imposte, tra virgolette, ma che comunque sono state accolte con grande cautela e con un grande spirito di abnegazione. Assolutamente, io devo dire con uno spirito di comunità. L'ho detto, stiamo dando un esempio rispetto a tantissime altre città d'Italia e anche della Sardegna purtroppo di un senso di comunità per cui i sassaresi hanno capito che ognuno deve proteggere l'altro, che portare la mascherina, rispettare il distanziamento, vaccinarsi. Siamo la città che ha il maggior numero di vaccini rispetto alla popolazione in tutta l'isola e non solo l'isola. Ebbene, abbiamo capito noi sassaresi e lo vogliamo far sapere a tutti. Bisogna difendersi, se ci difendiamo, se ognuno di noi difende l'altro, insieme sconfiggeremo questa maledizione. E soprattutto diciamo che questo è un buon viatico affinché poi il prossimo anno ci possa essere davvero la faradda, inteso proprio come discesa. Certamente, ma diciamo anche che noi ci aspettiamo che già dal prossimo mese la nostra vita ridiventi una vita normale. Noi temiamo che gli eccessi dell'estate in troppe zone della Sardegna possano rimettere a rischio la nostra economia. Noi a Sassari siamo stati ligi e sarebbe davvero un'ingiustizia se anche i nostri operatori commerciali dovessero pagare per la stupidità di tanti. Perché in effetti non vaccinarsi, non rispettare le distanze, non portare la mascherina come se fosse un atto di valentia è davvero un atto inutile, è uno spregio nei confronti degli altri. E davvero io da medico e ora da sindaco non riesco proprio a capire come si possa non sentire il senso del dover stare insieme e tutti insieme combattere, come la Sardegna ha combattuto i Mori, come la Sardegna ha dimostrato in trincea, i nostri sardi hanno dimostrato in trincea di spalleggiarsi uno con l'altro, di difendersi uno con l'altro. Questa volta davvero non riesco a capire come possano ancora esistere persone che pensano di avere il diritto di mettere a rischio la salute e l'economia degli altri. Lo scorso anno, in chiusura dello scioglimento del voto, auspicammo insieme il fatto che quest'anno probabilmente sarebbe andata diversamente. Purtroppo non è stato così, però un passo avanti è stato fatto. Beh, li vediamo qua, i nostri ceri sono qua con noi. L'anno scorso ci avevano aspettato in chiesa, quest'anno li abbiamo fatti vestire alla presenza del pubblico, limitato ma composto ma pubblico. Li abbiamo fatti esibire nei balli devozionali in questa piazza e ora scioglieremo il voto, ripeto, con quello stesso spirito di tutti questi secoli che sono passati, anche se non siamo 100.000, l'anima è sempre quella ed è quella che ci farà fare i prossimi 100, i prossimi 100, i prossimi 100, i prossimi 100 e così via. Comunque quei 100.000 con tutta probabilità sono tutti dietro i teleschermi che ci stanno guardando. Vuole mandargli un saluto? Il saluto e l'abbraccio a tutti quelli che ci stanno seguendo, perché capiscano davvero che noi oggi li stiamo solo rappresentando, non siamo più fortunati, siamo qui per compiere il dovere di rappresentare tutti i sassaresi nello scioglimento di quello che è il voto più importante che la città abbia mai fatto, che la città vuole continuare a mantenere vivo, nella convinzione che se abbiamo dei numeri bassi di contagi, se abbiamo dei numeri bassi di positivi e di ricoverati, beh, forse qualcuno da su ci sta proteggendo, anzi direi qualcuna da su ci sta proteggendo. E dico che Sassari quei numeri bassi li vuole e che li vuole lo sta proprio dimostrando anche stasera. Assolutamente, li vuole e li vuole mantenere, anzi li vuole migliorare. Grazie signor Sindaco, a 100 anni. A 100 anni a tutti, un abbraccio. Bene, abbiamo sentito quindi il sindaco di Sassari, il professor Nanni Campus. Il candeliere dei Massai lo vedo già in lontananza che sta per fare ingresso nella piazza. Ecco, è esattamente, se riusciamo ad inquadrarlo, lassù dietro il candeliere dei Fabbri. Eccolo là. L'ingresso del candeliere nella piazza del candeliere dei Massai presuppone ovviamente che tra un po' saremo pronti all'ingresso dei candelieri in chiesa, quell'ingresso che
noi conosciamo benissimo quell'ingresso che da tanti anni siamo abituati a vedere, sicuramente come abbiamo già detto tante volte in condizioni diverse, ma che anche oggi verrà riproposto alla città. Ha detto bene il sindaco poco fa, ha detto una cosa molto importante. Noi qua non siamo i più fortunati perché possiamo vedere questa splendida piazza e perché possiamo essere qua. Noi diciamo che siamo qua per cercare di portare nelle vostre case quello che è un segnale, quello che sta accadendo realmente in questa piazza, in modo che voi, sebbene lontani, possiate tranquillamente partecipare a questo evento. E ripeto ancora, io sono davvero, davvero meravigliato che la nostra città sia così composta, sia così educata, sia così civile da rispettare tutte queste norme che sono state messe in pratica per poter essere un pochino più tranquilli tutti. Sta arrivando il candeliere dei Massai. Ora, appresso al candeliere dei Massai che sta facendo il suo ingresso anche la municipalità. Quest'anno, come abbiamo appena sentito dalla viva voce del nostro sindaco, rappresentata la municipalità, dicevo, dal vice sindaco, in quanto l'infortunio occorso al professor Campus non gli ha potuto consentire di fare a piedi tutto il percorso. Quindi in sua vece il vice sindaco, il dottor Gianfranco Meazza. Arriva ora il candeliere dei Massai. Eccolo qua. Salutato dal rullo di tutti i tamburi. Eccoli qua. È una scena bellissima quella alla quale stiamo assistendo. Tutti i ceri insieme che ballano, che fanno sentire i loro suoni, è bellissimo, è veramente bello poter assistere ad una cosa di questo genere. Sassari aveva una gran voglia di sentire questi suoni. E con il fragore dei tamburi, guardate che bello, è davvero un gran bello spettacolo. Questa è Sassari. Questa è la nostra città, è un intreccio di balli, di danze davvero commovente, davvero, davvero molto bello.
circostanza come questa, come non possiamo chiedere al comandante Gianni Serra, allora, una città che risponde davvero a quello che sono state le ordinanze, a quello che sono state, chiamiamole anche imposizioni, come vogliamo, però la città ha risposto e ha risposto anche in maniera impeccabile. Sì, è stato grande senso di responsabilità da parte della città, da parte hanno partecipato in modo così coinvolgente a una ripresa della normalità, per quanto ancora con alcuni paletti importanti, per cui siamo soddisfatti, la città oggi si è rianimata ma nelle regole. Le persone abbiamo visto che hanno sempre indossato i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, stessa cosa hanno fatto i gremianti, non ci sono stati assembramenti particolarmente critici, abbiamo visto che la vestizione si è svolta nel rispetto veramente puntuale delle regole. Qualche piccola criticità che abbiamo governato e gestito e che non ci ha fatto preoccupare. Comunque un bilancio sicuramente positivo. Sì, assolutamente sì, sperando che il prossimo anno si possa organizzare una festa completa. Significherebbe anche aver superato l'emergenza sanitaria. A pochi secondi per mandare gli auguri alla nostra città. Tanti cari auguri a tutti i cittadini saresi a 100 anni. Grazie. Grazie mille. Anche la municipalità in questo momento prende possesso dei posti a loro assegnati per quanto riguarda l'occasione. E ora noi ci trasferiamo direttamente all'interno della chiesa, laddove le nostre telecamere saranno nella condizione di riprendere un po' tutto l'evento che adesso prenderà inizio con l'ingresso dei ceri ad uno, partendo dall'ultimo a scendere e tornando indietro fino ad arrivare in conclusione al gremio dei macellai, che sarà l'ultimo ad entrare in chiesa. State con noi ancora. Ecco il saluto della bandiera della municipalità, la bandiera bianca del gremio dei Massai che saluta la municipalità
Il coro che sentite è il coro Laudate Benedicte, diretto dal maestro Iana Bitti. La municipalità ha già preso posto appunto, negli spazi a loro riservati. Naturalmente fuori all'aperto possiamo vedere, nel caso, tutto quello che sta accadendo fuori. Guardate un po', le danze sono sempre sfrenate. Perdonatemi, mi viene da sorridere perché Sassari aspettava davvero tanto questo momento ed è davvero una cosa spettacolare. Questo che vedete inquadrato è il candeliere dei Picapietre. Ora è la volta dei muratori, anche loro pronti a governare il candeliere al passo, sempre preciso, sempre puntuale. Sì, è davvero una bella cosa, credetemi, è direi commovente una situazione di questo tipo, anche perché sembra chissà da quanti anni che ci mancavano questi suoni e oggi ce li abbiamo di nuovo a disposizione. Certo, non è come li avremmo voluti, ci manca quella che è proprio la varadda, quella che chiamano la varadda. Quest'anno di varadda non se ne può parlare, non si può dire che sia stata una varadda, perché varadda, chi conosce bene il sassarese, anche se ci stanno ascoltando in ogni angolo della terra, ma chi conosce bene il sassarese sa il significato di quella parola. Varadda vuol dire discesa e quest'anno non si è potuto discendere da nessuna parte, però si è compiuto un grosso passo avanti, passo avanti e abbiamo avuto la possibilità di sentire il rullo dei tamburi, di sentire il suono del piffero, insomma tutte quelle cose che rendono sempre spettacolare la nostra giornata memorabile del 14 agosto. Il nostro cameraman in esterna è sempre lì a controllare per bene, non gli sfugge nulla, proprio non gli sfugge niente e sta controllando sempre il movimento di ogni singolo candeliere, mentre all'interno della chiesa la Vergine Assunta riposa tranquillamente, serena. La vediamo inquadrata in questo momento, riposa serena nella sua teca in attesa che venga omaggiata da tutti i portatori. Il nostro buon Luca Marini si sta dando da fare ad inquadrare tutti i particolari dei candelieri ed ecco che in questo momento come vi avevo detto un attimo fa fuori, il candeliere dei Massai si sta preparando ad entrare in chiesa. Viene coricato con tutte le cautele, con tutte le cure, viene quasi abbracciato dai portatori e portato all'interno della chiesa. Ed eccoci qua, il candeliere fa il suo ingresso e ora lo possiamo vedere direttamente.
Il candeliere è appena entrato all'interno della chiesa. Ora il consueto rito della presentazione dello stesso cero ai piedi della Madonna e il saluto di tutti i portatori e dell'intero gremio. In attesa che appunto il gremio dei Massai avvicini il cero ai piedi della Madonna, fuori naturalmente si potrebbe anche dire che la vita continua. Ed ecco qua il candeliere che viene avvicinato ai piedi della Madonna. Il canto dell'Ave Maria in sardo ovviamente li accompagna e ora al passo si avvicinano ai piedi della Vergine Assunta. Intanto fuori ci si prepara al secondo ingresso, che per quest'anno dovrebbe essere quello dei sarti, se non sbagliamo. Sì, sono proprio loro. Sappiamo che ogni anno il penultimo gruppo si alterna è un'alternanza ogni anno tra i sarti e i muratori. Quest'anno, lo scorso anno erano entrati per primi in chiesa i muratori, quest'anno è la volta dei sarti. Intanto il candeliere dei Massai ha già ringraziato e omaggiato la Madonna e adesso ecco qua l'ingresso del candeliere dei sarti. Candeliere dei Sarti che, come ben sapete, presenta delle difficoltà un po' particolari perché ovviamente ha un braciere sul cappelletto, un braciere che poi tra l'altro è anche acceso, quindi bisogna avere grande cura nel dover manovrare il cero
perché insomma potrebbe anche essere pericoloso, ci mancherebbe, ma tutto vogliamo tranne che una situazione di questo tipo, ovviamente. E adesso, come vedete, il candeliere dei Sarti si avvicina anch'esso alla Vergine Assunta. Il candeliere si avvicina alla Vergine, c'è il saluto. Viene presentato Madonna dell'Assunta. Eccolo qua, si inginocchiano i portatori, rendono omaggio alla Vergine e ora andranno a sistemare il candeliere al lato della chiesa, mentre intanto all'esterno si preparano i muratori che, come vi ho detto, in virtù di quella famosa alternanza di cui ho parlato prima, saranno il prossimo gremio ad entrare all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem. Eccoli qua i muratori pronti ad abbassare il candeliere e metterlo in una posizione consona all'ingresso all'interno della chiesa. Naturalmente bisogna dare il tempo al candeliere che li ha preceduti di sistemare il cero all'interno della chiesa, sistemarlo nella posizione che gli è stata assegnata e dar spazio così al nuovo ingresso del cero successivo, che, come vi ho detto, in questo caso sono proprio i muratori. Sembrerebbe un gioco da ragazzi far entrare il candeliere all'interno della chiesa, ma in realtà non è esattamente così, perché questi ceri hanno un peso non indifferente, quindi la loro inclinazione, il fatto di doverli mantenere in equilibrio è insomma sinonimo di grande abilità, ci vuole insomma tanta attenzione perché possiamo ben capire e non vogliamo manco mai immaginare che cosa potrebbe accadere se a qualcuno insomma venissero a mancare le forze, ma i nostri portatori sono scelti uno a uno e naturalmente nessuno di loro avrebbe alcuna difficoltà, fermo restando che il peso del cero è
consistente. Vediamo qui la croce posta sul cappelletto del candeliere e quindi anche i muratori si preparano ad avvicinarsi alla Nostra Signora dell'Assunta, la Vergine Assunta. Eccoli qua, un comando del capocandeliere e al passo ci si dirige verso l'altare. Il saluto della municipalità. E giù il candeliere in segno di devozione. Intanto fuori le danze continuano. Ed eccoli qua, questo è il gremio dei calzolai. Che offre qualche evoluzione agli spettatori presenti dietro le transenne, ordinati come sempre, e adesso salgono i gradini del santuario di Santa Maria in Betlemme e anche loro faranno ingresso in chiesa. Ricordo che questo è forse il candeliere più leggero fra tutti i ceri presenti. Anche il gremio dei muratori ovviamente lascia all'interno della chiesa la propria rappresentanza, mentre gli altri sono chiamati ad uscire, ovviamente sempre per i motivi di sicurezza che ben conosciamo. Intanto il gremio dei sarti ha tolto appena ora le stanghe dal proprio candeliere ed ecco invece tutto è pronto per l'ingresso in chiesa dei calzolai.
In questo caso il candeliere, se notate, è stato fatto entrare al contrario di come sono entrati gli altri. Gli altri hanno portato avanti prima il cappelletto e poi la base, mentre invece in questa circostanza ha utilizzato un sistema diverso. È entrata prima la base, mentre il cappelletto è entrato per ultimo, per poi essere issato regolarmente. Ed eccolo qua, pronto a sfilare e a recarsi ai piedi della Vergine. Ed ora i calzolai si avvicinano al simulacro dell'Assunta. Anche loro compiranno il rito dopo aver attraversato tutto il corridoio centrale della chiesa, passando di fronte alla municipalità che vediamo inquadrata. Anche loro porgeranno il loro saluto inginocchiati e si prostreranno davanti alla Madonna. Il saluto è stato presentato e ora il candeliere prende posto nello stallo, se così lo vogliamo chiamare, che gli è stato assegnato. Ricordo che i candelieri rimarranno in esposizione per oltre una settimana, dovrebbero essere 9 i giorni in cui i candelieri resteranno a disposizione dei visitatori. Il sindaco in piedi, nonostante le stampelle che purtroppo è costretto a portare, ecco che ora si siede giustamente. Intanto all'esterno, eccoci qua, è pronto il candeliere degli ortolani. Questo è uno dei ceri più pesanti in assoluto, quindi sarà necessaria una gran cura nel maneggiare il grande fusto che adesso viene inclinato per far sì che possa tranquillamente entrare all'interno della chiesa. Eccolo qua, ci siamo quasi. Si supera la prima parte del portone d'ingresso ed ora eccolo già all'interno della chiesa. Sì, è già pronto. Il cero da parte del frate che accoglie i gremianti è già stato consegnato e questo cero verrà
anch'esso portato insieme ai candelieri in segno di devozione, verrà portato fino ai piedi della Madonna. Ed ecco qua anche il gremio degli ortolani prostrato davanti alla Madonna, il ballo tradizionale, e poi viene portato alla destra dell'Assunta. Intanto fuori si prepara il prossimo cero a fare ingresso all'interno della chiesa, ed è il cero dei falegnami. Il capocandeliere impartisce le ultime disposizioni per poter appunto far sì che il candeliere entri all'interno della chiesa. Loro lo adagiano già prima di fare le scale ed ora lo accompagnano fin dentro il santuario, scusate. Anche qua cappelletto in avanti, base indietro. E ci siamo. Il candeliere viene portato in braccio, ancora una disposizione del capocandeliere, e tutto è pronto per avvicinarsi alla Vergine. Tutto è pronto per l'inchino, il saluto del cero.
e anche il candeliere dei falegnami prende posto alla destra della Vergine Assunta. Avanti il prossimo, come si userebbe dire in altre circostanze, ma qua all'esterno ci si prepara appunto per fare in modo che il prossimo candeliere possa prendere posizione. È la volta dei contadini. Contadini che sono già pronti, si stanno già preparando con la loro danza che li avvicina alla scala principale della chiesa di Santa Maria, dove tra poco entreranno all'interno. Il candeliere dei contadini, gli zappatori così definiti in sassarese, in questo momento è a terra. Anche in questa circostanza il capo candeliere è pronto a dare i giusti ordini per poterlo inclinare e farlo entrare direttamente all'interno della chiesa. Tutto è pronto.
sono state smontate alcune stanghe affinché non potessero ostacolare l'ingresso all'interno della chiesa, ed ora il candeliere verrà inclinato e portato all'interno. Ci siamo. Si va all'interno della chiesa. Il candeliere viene adagiato a terra ed ora attraverserà tutto il corridoio centrale della chiesa fino ai piedi dell'Assunta. Sì, grazie. Anche in questa circostanza il frate ha consegnato il cero votivo ad un rappresentante del gremio, che ora lo offrirà alla Vergine, mentre i portatori si cimenteranno nel saluto tradizionale. Intanto fuori è già pronto il candeliere dei viandanti. Qua c'è un rito, vediamo se anche quest'anno verrà fatto lo stesso rito che ormai è diventato tradizione, quello del dover spezzare la bandiera all'ingresso. È sempre stato un rito che i viandanti hanno fatto, è sempre stato un segno di buon auspicio. Eccoli qua i viandanti. Vediamo se anche in questa circostanza la tradizione verrà confermata. Nico,
Chiama Alessio Studio, digli di venire però. Rullano i tamburi, il piffero accompagna l'ingresso dei viandanti e vediamo un po' se accade quello che solitamente è sempre stato fatto. Vediamo un po' la bandiera. Eccola qua. Ed eccolo qua, il rito della croce tagliata, confermato anche quest'anno. Ormai è un rito consolidato. Come ho detto, è sempre stato considerato un rito di buon auspicio. Il cero adesso dei viandanti viene issato ed è pronto per recarsi ai piedi della Madonna dell'Assunta. Un piccolo giro ai piedi della Madonna, e questo il saluto che i viandanti dedicano alla Vergine Assunta. Tutti in ginocchio. Intanto sta entrando, lo vediamo inquadrato da un'altra delle nostre telecamere, sta entrando il cero successivo che
Ora lo vediamo, dovrebbe essere il cero dei Piccapietre. Eccolo qua, è stato adagiato a terra. E anche i Piccapietre si avvicinano alla Vergine Assunta. Un rappresentante del gremio ha il cero in mano, il cero votivo da offrire alla Madonna. Tutto è pronto per il saluto. La municipalità assiste tranquilla a questo grande impatto devozionale da parte dei gremianti e dei portatori. La municipalità che non è proprio al completo, ma comunque è presente con in capo il sindaco professor Campus. Mentre intanto, come possiamo vedere, ha fatto ingresso l'altro cero, che è quello dei Fabbri. Eccolo qua il gremio dei Fabbri. Anche a loro viene consegnato il cero votivo.
e anche i fabbri si avvicinano al simulacro della Madonna. Anche qua c'è una danza da parte dei fabbri che fanno un giro davanti alla Madonna per poi andare a posizionare anche loro il proprio candeliere. E anche il candeliere dei fabbri è a terra. Si avvicinano intanto anche i gremianti del gremio dei fabbri, mentre sta per entrare il candeliere. Dovrebbe essere quello dei macellai, che dovrebbe concludere l'ingresso di tutti i ceri. Dovrebbe essere l'ultimo in quanto primo a sfilare e l'ultimo ad entrare in chiesa. Tutto è pronto anche per i macellai, eccoli che fanno il loro ingresso. Come ho detto, è l'ultimo dei ceri ad entrare. Ed ecco che anche l'ultimo dei candelieri in ordine d'ingresso è all'interno della chiesa di Santa Maria. Quest'ingresso conclude tutto il cerimoniale che si è svolto all'esterno, fermo restando che un maxi schermo mette sempre nella condizione di poter vedere quei pochi spettatori che hanno preso di mira le transenne che hanno chiuso la piazza Santa Maria.
Ecco che anche l'ultimo dei candelieri ad entrare si avvicina al simulacro della Vergine. Anche i macellai fanno un giro intorno al cero per rendere omaggio alla Madonna dell'Assunta. Ora ci sarà il balletto. E poi il posizionamento del cero. Anche i gremianti rendono omaggio all'Assunta. Ecco il loro saluto. E si conclude così l'ingresso dei ceri. Ora tutto lo spazio ovviamente è dedicato a quello che è il momento più saliente, il momento più importante, e cioè lo scioglimento del voto. Ora entrano i gremi ed ecco il gremio degli autoferrotranvieri, la novità di quest'anno, che viene accolta con un grande applauso. Sono presenti soltanto i gremianti con la bandiera piccola, ma è molto significativo l'applauso che gli viene tributato da parte di tutti, un gran segno di benvenuto. Eccolo il saluto degli autoferrotranvieri.
Con il saluto degli autoferrotranvieri ovviamente si conclude la parte della presentazione alla Vergine Assunta. E ora, come vi ho già detto e anticipato qualche istante fa, ci sarà lo scioglimento del voto, il momento più importante, il momento più solenne di tutta questa giornata di festa. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore vi dia pace. Illustrissimo signor Sindaco, professor Nanni Campus e tutta la municipalità della città di Sassari, Eccellenza Reverendissima, Monsignor Gianfranco, nostro Vescovo, stimatissimi gremi della città di Sassari, portatori tutti dei rispettivi candelieri, ma un saluto particolare stasera, permettetemi di farlo per il gremio degli autoferrotranvieri che fanno il loro primo ingresso alla Faradda. Dopo più di 80 anni di attesa, eccoci, ci siamo. Molto reverendo Ora la ministro parola provinciale è al padre Salvatore, padre guardiano della chiesa di Santa Maria in Betlemme. Francesco Lenti, il suo vicario Fra Albino Tanucci, carissimo Monsignor Antonio Tamponi, vicario generale della nostra diocesi, reverendi vicari pastorali e presbiteri tutti, fratelli e sorelle carissimi, voi qui presenti e tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione e i vari mezzi di comunicazione sociale. E in rappresentanza delle illustrissime autorità civili e militari sarebbe dovuta essere presente questa sera il prefetto di Sassari, Sua Eccellenza la dottoressa Maria Luisa D'Alessandro. Purtroppo per noti motivi quest'anno non può allietarci della sua presenza, ma ci assicura la sua vicinanza, augurando a tutti una buona e santa festa manna. E permettetemi anche un saluto particolare e un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale, dottor Gianni Serra, per il lavoro davvero proficuo svolto in questi giorni e soprattutto oggi, in questa giornata così particolare. A tutti e a ciascuno dunque, da parte di tutta la nostra comunità dei frati francescani di Santa Maria, giunga il più cordiale saluto di pace e bene. Al tramonto del sole, nella vigilia della solennità della gloriosa Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, festa manna della nostra città, ci ritroviamo a compiere quell'atto di fede e di speranza che i nostri padri ci hanno tramandato. È vero, siamo ancora costretti nell'angustia di restrizioni sociali e distanziamenti che mortificano il nostro bisogno di relazioni libere e serene. Di fatto neppure quest'anno abbiamo potuto svolgere la tradizionale Faradda. Non tutti i fedeli possono essere qui stasera ad esprimere anche fisicamente la loro fede e la loro devozione. La pandemia ancora una volta ci affligge e sembra farla da padrona, ma noi non ci lasciamo travolgere dallo sconforto. L'intera città, seppure costretta a non stringersi fisicamente attorno ai candelieri, tuttavia esulta e freme nella serena speranza di veder cessare questa nuova pestilenza che opprime il mondo intero.
Siamo qui ancora una volta, colmi di una speranza affidabile. Siamo qui, come già fecero i nostri padri, a nome di tutta la città, con il sindaco e i gremi, a sciogliere il voto del popolo sassarese alla Beata Vergine Maria assunta in cielo in anima e corpo. Siamo qui con questi segni di luce pasquale ad attingere dallo splendore del Re che ha vinto le tenebre del mondo, così come ci dice la liturgia pasquale con il canto dell'Esultet, ad attingere la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Siamo qui a rallegrarci con la Madre Chiesa, tutta splendente della gloria del suo Signore. Gesù Cristo, Figlio del Padre, nato da Maria Vergine, resuscitato dai morti. È Lui la luce che non conosce tramonto e fa risplendere per noi la sua luce serena. Per questo, fratelli e sorelle carissimi, vogliamo ancora deporre nel cuore di Santa Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, tutte le preoccupazioni, le attese e i progetti di futuro della nostra città e del mondo intero. Fratelli e sorelle carissimi, per noi splende questo segno grandioso nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Un segno davvero di consolazione e di sicura speranza. Per questo ora invochiamo ancora con fiducia la sua materna intercessione e la benedizione del Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Bene, carissimi fratelli, allora per sciogliere il voto invito Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco a pregare con noi e a rivolgerci una parola e a benedirci. Dopo l'opportuna esortazione spirituale del Reverendo Padre Guardiano, il carissimo Padre Salvatore, che ringrazio per l'accoglienza e il servizio in questa comunità di Santa Maria, rivolgo un saluto cordiale e deferente al Ministro Provinciale, Padre Francesco, della Provincia dei Frati Minori Conventuali di San Francesco, a tutta la cara comunità dei frati che ci accolgono nella loro chiesa. Saluto i rappresentanti del venerabile capitolo turritano, alcuni presbiteri della diocesi turritana. Un cordiale e deferente saluto al signor Sindaco, il professor Campus, distinte autorità civili, accademiche e militari di ogni ordine e grado, a ciascuno di voi un saluto cordiale e deferente. A tutti voi, cari membri dei gremi, l'abbraccio fraterno nella fede, nel Cristo risorto, nella fede in Maria,
e a tutti voi che siete spiritualmente uniti attraverso la diretta televisiva. Prima di rivolgere al Signore, attraverso l'intercessione di Maria, la preghiera del voto, desidero ricordare il pensiero che la riflessione teologica di Alessandro Manzoni ci consegna proprio ripercorrendo un tempo di peste, nelle parole poste nella bocca di Fra Cristoforo in dialogo con Lucia Mondel. Egli dice: il Signore, figliuola, gradisce i sacrifici, le offerte, quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole e la volontà, ma voi non potevate offrirgli la volontà d'un altro al quale veravate già obbligata. In queste parole l'illustre letterato italiano ci ricorda la vera teologia del voto. Il voto non è azzardo né baratto, ma è l'espressione del cuore amante della persona umana. Perciò ancora Fra Cristoforo, dialogando con Renzo, dice: ricordati solo che della tua condotta in quel luogo avremo a rendere conto tutte e due, agli uomini facilmente no, ma a Dio senza dubbio. Il Signore ci consenta in questo tempo di riannodare i cuori con Dio e tra noi in un cammino di serena condivisione, contemplando Maria come segno vivente di solidarietà umana tra noi. Ti salutiamo, Maria, Signora Santa, creatura eccelsa e figlia prediletta del Padre, nel cui misterioso disegno di salvezza sei stata prescelta e voluta madre dell'unigenito, il Verbo fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Ti ammiriamo, Madre, negli eventi dell'infanzia e nella vita nascosta di Gesù, associata alla sua opera, discepola tra la folla, in ascolto dell'annuncio del Regno, avanzando pellegrina nella fede e con sicura speranza, pienamente unita a Lui nell'immolazione della croce. Ti riconosciamo Madre nella Chiesa nascente, assidua in preghiera con gli Apostoli nell'attesa dello Spirito, per generare misticamente con la tua maternità e verginità e far crescere nel cuore dei credenti il Cristo tuo Figlio, come per la tua fede obbediente lo generasti sulla terra. Ti contempliamo, Donna gloriosa, subito dopo concluso il corso della vita terrena, assunta in cielo, prima fra i redenti ad essere partecipe della sorte beata del Figlio risorto, con tutto il tuo essere, immacolato, illibato, incorrotto. Per te rendiamo grazie alla Trinità Santissima, vedendo la necessità dei tuoi figli, i figli di questa città. Una e più volte sei intervenuta premurosa, con segni tangibili per liberarli dalla peste mortale e da altri pericoli che duramente li provarono. Fedeli alla promessa da oltre 5 secoli, amministratori e popolo, in un corale tripudio, scendono dal centro storico, cuore della città, preceduti dai candelieri, simbolo del voto, sciolto dai gremi con l'offerta dei cieli a te, Vergine assunta,
memori e grati per i doni, ti chiediamo di intercedere per Sassari, a te devota. Rimanga salda e forte nella fede cristiana, la viva, la celebri e la trasmetta con amore e coraggio, libera dai pericoli mortali per l'anima e per il corpo. Formi le giovani generazioni ai valori civili, storici, culturali, etici, spirituali, fra cui la pietà cristiana e la devozione mariana, la convivenza pacifica, la generosa solidarietà, la ricerca del bene comune, la densità dei sentimenti. Difenda e sostenga la famiglia, cellula della società, il suo insostituibile compito procreativo ed educativo. Rispetti e promuova la vita in ogni fase e situazione, specie dei piccoli e dei poveri, anziani e malati, stranieri. Viva fervidamente il presente e progetti con fiducia il futuro. Maria, Signora Santa, assunta in cielo, attiraci col profumo delle tue eccelse virtù, perché contemplando la tua immagine ci impegniamo a diventare ciò che desideriamo e speriamo. Felici con te, Madre e Regina qua giù e nella gloria, così sia. Santa Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. A 100 anni. Il voto è sciolto. Celebrato il voto anche quest'anno, grazie alla Madonna dell'Assunta, con l'augurio per tutti che questa giornata possa essere non solo ricordata, anche questa è da mettere negli annali della festa dei candelieri, però l'auspicio ovviamente è quello che il prossimo anno questa festa possa essere finalmente celebrata nella sua interezza, e questo sarà possibile solo ed esclusivamente grazie all'intercessione della Vergine Assunta. Ora ci si avvia alla conclusione di questa giornata che ci ha visto protagonisti ovviamente e che ha visto la città partecipare, anche se sommessamente, ma in maniera attiva. Sappiamo perfettamente che la stragrande maggioranza dei fedeli non avrà perso sicuramente l'appuntamento con la televisione. Era l'unico modo per poter seguire da vicino la nostra diretta e vivere questa giornata così speciale. Ripeto, l'auspicio è quello che il prossimo anno si possa essere tutti insieme a festeggiare questa giornata proprio nella sua interezza, come ho detto prima, perché è molto importante. Sassari lo sente, Sassari ne ha bisogno, Sassari lo vuole. Quindi Madonna dell'Assunta, intercedi per noi perché il prossimo anno possiamo nuovamente venire
ad onorarti ed omaggiarti tutti insieme, ma nella maniera che ben sappiamo e conosciamo. E anche quest'anno si conclude con questa splendida giornata trascorsa qui per il festeggiamento del 14 di agosto. È stata una giornata molto bella, è stata una giornata che Sassari voleva, è stata quella giornata che un po' tutti i sassaresi si aspettavano, anche se, continuo a dire, non è stata quella che avremmo voluto fosse. Purtroppo è andata così, ma siamo convinti che grazie alla buona predisposizione dei sassaresi per poter ascoltare quelli che sono i dettami della normativa, a questo punto davvero siamo fiduciosi sul fatto che il prossimo anno potremo davvero riabbracciarci tutti nel migliore dei modi. Ora la municipalità lascerà la chiesa, io mi sposto perché qua altrimenti ci calpestano ovviamente. Stanno andando via i gremi, stanno un po' andando via tutti. Ora, ripeto, la municipalità si recherà a Palazzo Ducale, dove ci sarà il famoso intregu, e noi invece vi salutiamo qua. Ma consentitemi prima di ringraziarvi, di ringraziare tutti, innanzitutto tutti quegli sponsor che ci hanno voluto aiutare per quanto concerne lo sviluppo di questa giornata e la possibilità di effettuare questa diretta. Sono loro che ci hanno messo nella condizione di potervi tenere compagnia e di informarvi su tutto quello che sarebbe successo stasera. Noi ce l'abbiamo messa tutta e speriamo di essere stati, insomma, all'altezza della situazione, ma sono convinto che lo siamo stati. Spero siate tutti contenti, quindi vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio al di là di quelli che sono gli sponsor, ringrazio il nostro editore, ringrazio tutta la nostra redazione, tutti i cameraman che hanno reso possibile questa diretta, quelli che invece sono rimasti in studio nei nostri locali giù a Predda Niedda. E niente, poi mi sento di ringraziare voi che da casa avete avuto il buon senso di guardarci, appunto, con la speranza di avervi accontentato. Io che cosa posso dire in chiusura? Quello che si dice sempre in queste circostanze: il mio più grande ha 100 anni, perché davvero Sassari ha bisogno di giornate come queste. Dobbiamo tornare alla normalità e se ci sapremo comportare bene come fino ad oggi abbiamo fatto, sono più che convinto che tra un anno ci rincontreremo tutti qua per festeggiare, ma con quella che sarà la vera e propria Faradda, naturalmente senza mancare con lo scioglimento del voto, che poi è il culmine della festa, perché non ci dimentichiamo che i candelieri non è una festa profana, è una festa profondamente religiosa ed è una festa interamente dedicata alla Madonna dell'Assunta. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento davvero è al prossimo anno con il più grosso degli auguri a 100 anni a tutti voi. Grazie.